Qual è il mantenimento che va fatto per esempio dopo una terapia di RNO nel bambino? Noi dobbiamo arrivare ad un equilibrio, quindi essere in grado di definire quello che è stato un miglioramento della forma della bocca, di tutte le funzionalità, capire anche se dal punto di vista dei test posturali, quindi fotoposturali, pedana stabilometrica, ci stanno dando i risultati corretti, confrontarci con gli altri professionisti per capire se anche dal punto di vista visivo o dal punto di vista di masticazione, deglutizione, di altre caratteristiche posturali che ci ha potuto invece riscontrare un osteopata, un fisioterapista, quindi laddove abbiamo un equilibrio dobbiamo cercare di mantenerlo. Quindi se il trattamento è stato fatto per esempio in una dentizione da latte o una dentizione mista, dobbiamo arrivare ad accompagnare il bambino in dentizione definitiva. Quindi una volta terminato, creato gli spazi e appunto arrivati a questo equilibrio, potrebbe essere necessario mettere o delle contenzioni, quindi delle mascherine trasparenti che un po' simulano quelli che sono gli allineatori trasparenti che ci hanno aiutato nel trattamento, soltanto di notte, oppure in alcuni casi può essere da fare uno splintaggio, quindi mettere un filo all'interno del settore frontale superiore ed inferiore. Questo per accompagnarlo, quindi per fare in modo che gli spazi che abbiamo creato non vengano alterati fino ad arrivare ai denti definitivi.